tutti, benvenuti, belli di Bella, ben ritrovati, buonasera Claudio! Ciao Mary! Ben ritrovato anche a te, era da un po' che non ci vedavamo, un mese intero. Sì. Un mese è passato dall'ultima puntata che ci siamo fatti insieme. Un mese, qualche giorno, ma noi siamo No, ma qui. tanto tu considera che febbraio è di 28. Esatto. Quindi togliamo 2 giorni, 2-3 giorni. L'importante è che ci siamo, questa è la quarta puntata. Quarta puntata perché il The Talent Show è nato con l'idea di andare in onda su Bella TV, canale 96, ogni mese. Speriamo anche più di ogni mese. Se riusciamo, sì, anzi ricordiamo a tutti coloro che hanno voglia, se vogliono partecipare all'interno di questo programma appunto, possono tranquillamente contattare anche qui su Bella, oppure potete contattarci in tutti i vari social e venire qui durante questo programma speciale dove vi potete esibire non solo per quanto riguarda il canto, ricordiamo questa cosa perché sai, siccome la maggior parte certo. cantano, quindi le persone pensano vabbè, ma io non canto. No raga, potete ballare, potete farci sorridere, sei un performer, puoi fare anche quello che sai fare meglio, una bella cotoletta impanata che poi noi ce la mangiamo, non ti preoccupare, una poesia non è da sottovalutare. Insomma, potete fare quello che volete. Tra l'altro abbiamo degli sponsor all'interno della puntata, esatto. Quindi andiamo subito a ringraziarli. Certo, noi abbiamo pensato insieme a Raffa D'Amico perché il programma salutiamo e dopo... salutiamo. Ma perché non c'è venuto qua ad apertura? No, perché lui è cantautore. Ah, ok, se ne lui rimane mi dice, Claudio, tu hai fatto presentatore, io mi faccio il cantautore. Ha ragione, però è un'idea che avete avuto in comune. Certo, noi per poter sostenere il programma, ovviamente ogni puntata cerchiamo uno sponsor di puntata. In questa quarta puntata abbiamo 2 sponsor. Che se adesso la regia vediamo, certo. mi manda adesso Sonny ci fa vedere subito. Pronto Carni. La macelleria di fiducia, qui troviamo di tutto e di più a quanto pare. Esatto. Le specialità sono i preparati, perché ha più di 20 tipi di preparati. Involtini, girelle, tramezzini, c'è di tutto. Mi stai facendo venire fama a quest'ora, sai? Carne quina. Carne qui c'è pure quella che la carne. No, ma quando vogliono togliere la carne. Ma se ce la tolgono a Chiataria, qua succede una tragedia. Dove si trova? Me lo dici? Sì, si trova a Fiumefreddo di Sicilia, in via Principe di Piemonte 172-174 e il numero di telefono è 095 77 66 409. Anche perché loro basta poi anche prenotare quello che vuoi e loro te lo preparano, così quando arrivi è già tutto pronto. Esatto. Hanno la pagina Facebook, hanno la pagina Instagram, potete andare a dare un po', come dire, una curiosata e scoprirete quello che sono capaci di Roberto fare. Garufi, che saluto. Ciao Roberto, grazie a te e a tutta la tua famiglia. Volevo dire che la macelleria è aperta dal lunedì alla domenica. No, domenica è chiusa. Un giorno di ferie glielo vuoi dare a sti poveri che... Mercoledì mezza giornata. Ecco, e poi tra l'altro la carne è fresca, ovviamente, tutto fresco, anche perché c'è tanta... Ma io voglio anche precisare una cosa, che le carni sono nostrane, quindi sono della zona, è importante. Sì. Pure formaggi, salumi, denebrudi, per esempio la provola, la ricotta. Con un po' di miele di sopra, ragazzi, ma che stai a mangiare? Una roba che non ti puoi togliere dalla bocca. Quindi noi ringraziamo Pronto Carni, lo ricordiamo che si trova a Fiumefreddo in via Principe di Piemonte al numero 172-174, ma abbiamo anche un altro sponsor che adesso siamo pronti per andare a ringraziare. E stiamo parlando ovviamente Bruvia Tour, che è un'agenzia di viaggi del signor Gioacchino Brunetto. Perché io ho fatto mandare questa locandina? Perché da tanti anni, da più di 40 anni, Bruvia Tour si occupa di organizzare i tour che per quanto riguarda la Formula 1, no? Il Grand Prix. Bellissimo. E quindi cosa facciamo? C'è un'offerta speciale proprio per Monte Carlo. Esatto. Vedete, questa è la Tribuna Z, dove c'è stanno organizzando un viaggio. Per chi è in macchina, che ovviamente non può vedere, ci ascolta in radio, in questo momento si stanno vedendo proprio le riprese della pista, dove stanno diciamo lato curva, dove si vedono tutte le macchine della Formula 1 che passano, e in occasione c'è questa grande organizzazione che si sta facendo proprio per Monte Carlo. Perché, ma non solo, Monte Carlo con il pacchetto standard che va dal 7 al 5 giugno, 790 euro. Esatto, hotel, biglietto, il circuito, transfer, assistenza, c'è di tutto e di più. Però c'è anche un'altra cosa. Dimmi, già mi piace. A parte, diciamo, questo, chi si prende il pacchetto completo, c'è anche l'accompagnamento, che ti accompagnano. L'assistent proprio, che abbiamo parlato dell'assistenza. C'è anche la possibilità di acquistare biglietti anche in maniera singola, se Sonny mi manda la locandina. Ce l'abbiamo.
eccola qui, c'è di tutto e di più, te lo dico io, solo i biglietti, prezzi imbattibili, basta avere una conferma però immediata. Ci sono le varie tribune disponibili da 775 euro sabato, domenica, tutto dipende anche dalla giornata in cui si va a scegliere il viaggio, ecco. Sì, ma non solo di Monte Carlo perché è un circuito abbastanza ambito nella città, ovviamente dei principi, come si vuol dire. Abbiamo anche Barcellona, qui c'è pure tutto quello Monza. Mi piace anche Monza. Senti, guarda, tutti a noi ci stanno, a sti prezzi ci stanno bene tutti. Però dobbiamo dire dove si trova. Ah, giusto, hai ragione. Io già noi eravamo partiti. A Fiumefreddo, in via Principe di Piemonte 278, e c'è il numero 095 776214, e poi ovviamente c'è anche la pagina su Facebook, basta scrivere Bruviature o Gioacchino Brunetto. Tra l'altro noi adesso abbiamo parlato di quella che è la Formula 1, però organizzano viaggi di tutti i tipi. Certo. Ci siamo andati a concentrare su questo perché è una cosa che sicuramente in questo periodo attira, ma raga, possono organizzare di tutto e di più, i pacchetti, No, perché loro le lo fanno offerte. anche da tanti anni, hanno delle esclusive che le altre agenzie non hanno. Quindi andatevi a informare, fate una telefonata, prendete un appuntamento. Va bene, senti, so Sì. che questa sera abbiamo anche tantissimi ospiti. Sì. Allora, abbiamo un talento che lei viene da Taormina Siamo con una voce femminile, già a noi ci piace questa cosa, e lei si chiama Stefani. E facciamo un forte applauso e l'accogliamo. Buonasera a tutti. Ciao, Ciao Stefani, ben arrivata. Buonasera, altro che buon pomeriggio, buonasera. Una delle rose siciliane, Taormina. Com'è Taormina in inverno? Un po' più triste rispetto all'estate. Cioè, per voi forse è meglio per chi ci vive. Non tanto però, devo dire, un pochettino triste, dai. Però ogni tanto un po' di relax. Con cioè. il caos, è Certo, un pochettino triste. però forse ve la godete un pochino di più in questo periodo, Sì, perché sì. quando in estate c'è tutto quel turismo non c'è nemmeno il posto per parcheggiare la macchina. È vero. E diventi in crisi. I parcheggi sono cari, anche Lo in so, inverno. vabbè, quello sicuramente, però sai, tu abiti lì, no? Hai il tuo posto e arrivi e hanno fregato il posto perché si dovevano andare a fare la passeggiata. Va bene. Sempre così. Esatto. Allora, Stefani, cosa avete scelto stasera? Allora, io canto una canzone di Ivana Spagna e Che mai sarà. Oh, che mai sarà? Quindi non resta che ascoltarla. Direi di sì, la lasciamo per tutti voi. Dai Stefani, Grazie. vai. E sui banchi della scuola della vita che imparo una lezione che non è mai finita, e in mezzo a grandi errori che sono sempre tanti mi trovo sola qui ad andare avanti. E non è cambiato proprio quasi niente, se sono stata e sarò ancora di divertente. Tra le mie braccia e le tue mani io sarò per sognare che mai sarà, ricomincia da zero senza te, contro il mondo intero raccoglierò i miei pezzi, li incollerò e come nuova tornerò. E
Brava Stefani, Grazie. complimenti. Abbiamo aperto alla grande oggi in questa puntata. Bravissima. Gentilissimo. Mi sento forzuto piace. come a braccio di ferro perché l'ho scoperta io, ragazzi. Bravo, Che il bella nostro, TV. il nostro È Claudio vero, ci è porta vero. sempre belle scoperte, devo dire. E oggi ci ha fatto iniziare molto bene. Complimenti Stefani. Grazie Sono sicura mille. che ci rivedremo presto. Vuoi fare qualche salutino? Sì, saluto tutti i miei amici, i miei familiari perché mi staranno guardando tutti. E li salutiamo. Prima volta in Sì, TV. sì, sì, sì. Com'è andata? Ti senti felice? Ora sì, ora che ho finito, sì. È sempre, Ero in ansia. è sempre così, non ti preoccupare, è sempre così, anche per chi lo fa da una vita, ha sempre l'ansia. Però in poi ansia, quando molto. uno prende il microfono in mano passa. Sì, è vero. Passa e poi magari ci ripensi e dici che bello, lo voglio rifare. Molto, molto bello, devo dire. Complimenti Stefani, ti Grazie, aspettiamo, ok? Grazie mille. Ciao. Ciao Stefani. Allora Gla, adesso cosa ci fai sentire? Cosa ci regali stasera? Voglio salutare, Sì. salutiamo anche tutti coloro che ci guardano sul canale 96, a chi ci sta ascoltando in radio come sempre. O su Facebook. O su Facebook, su TikTok, a chi ci sta guardando in replica, a chi ci sta guardando su YouTube, perché ricordiamo che la puntata poi sarà inserita anche sul canale YouTube e quindi in tanti magari ci guardano in un secondo momento, Certo. mentre oggi abbiamo la live. Sono le 20:15, noi di chiacchiera non ne mangiamo. No, assolutamente. Allora, dicevo, cosa ci hai portato adesso? Dici, Sì, dici. abbiamo un ospite perché io metto anche qualche ospite all'interno dei talenti. Lei è una cantante, voce femminile, Leti Quinn. Facciamo un forte Andiamo applauso, con pronta Leti ad Quinn. accoglierla, che sta per arrivare, ovviamente. Curiosa anche. Vediamo un po' se. Buonasera Leti, benvenuta. Aspetta che forse sei chiusa, vediamo, fammi vedere il microfono se l'avete spento. No, è acceso. Riprova, 1, 2, 3, prova. Buonasera a Eccola. tutti. Ben arrivata. Grazie. Tu sei emozionata? Un pochino. Vabbè, ma tutti Tu sono sei emozionato? No, veramente io sono. Non è che sono emozionato. devi dire di sì. Io sono entusiasta, ecco perché. Ti sei non devo- bevuto il bicchierino di No, ti dico no. No, perché abbiamo trovato confusione in autostrada. Quindi dovevi arrivare per forza. Ho problemi con la macchina, lasciamo perdere. Ah, vabbè, non lo dire a noi, guarda. Siamo embriagati, che problemi, mamma mia, Vasello. Lasciamo perdere. oggi ci fu Fiumefreddo, San Giovanni, manco destinazione Bella Radio prima, 2 ore e mezza, non ti dico più Io niente. e Sony ci siamo dati la mano. veramente. Ah, anche tu la stessa cosa? No, un'altra cosa, la frizione della macchina, dai. Ah, va bene, non ti preoccupare, la rosa si è spenta proprio che non si accende più. Comunque, Va bene, Leti, cosa ci allora. fai ascoltare? Un tuo inedito, giusto? Un mio inedito. Che Amore, bello. scusami. Dedicata a qualcuno di particolare? A me stessa. Hai vinto già, hai vinto su Ragazzi, tutto. come si vuol dire? Amico cosa? Brava, certe Vai volte ci Leti, dobbiamo dire sì. spacca col tuo inedito, vai! Eccomi, io sola e nuda, eccomi, l'anima è muta, guardami, il vento non mi porta indietro mai. Credimi, io lotto sempre, credimi, non c'entri niente, ascoltami, io oramai non ci credevo più. E non pensare che il mio sorriso mente, io l'ho perduto sai e non è indifferente. Ricominciamo qui tra le tue braccia, ci metto il cuore e ci metto la mia faccia. Amore, scusami, ci provo io a rinascere, ma tu non mi nascondere, rimani sempre accanto a me. Amore, scusami, se non ti so resistere, ma tu non mi sorprendere, perché ho bisogno anch'io di te, e rimarrai così in ogni mia emozione, che si fa nota in musica e canzone. Ricominciamo qui tra le mie braccia,
ci metto il cuore, ci metto la mia faccia. Amore, scusami, ci provo io a rinascere, ma tu non ti nascondere, rimani sempre accanto a me. Amore, scusami, se non ti so resistere, ma tu non mi sorprendere, perché ho bisogno anch'io di te. Amore, scusami, ci provo io a rinascere, ma tu non ti nascondere, rimani sempre accanto a me. Amore, scusami, se non ti so resistere, ma tu non mi sorprendere, perché ho bisogno anch'io di te. Anch'io di te. La nostra Lady Queen! Brava, brava! Grazie mille. Molto bello anche il tuo singolo. E Grazie. direi che delle volte anche noi stesse ci dobbiamo dedicare dei brani così importanti. Io Mi volevo piace. dire che lei, oltre ad essere una cantante, è un influencer di TikTok del canto. Perché Brava! ha un sacco di seguaci. Sì, Che bello, come si chiama? Così ti seguiamo tutti. Lady Queen. Cercatela, raga, aggiungetela. Così gli fate. Faccio le dirette live, di canto, mi diverto con tutti i miei follower, con tutti i miei amici. Brava, si chiamano amici loro. La seguo pure io. Io la seguo spesso, infatti, essendo che la seguo, l'ho invitato, ho detto tu devi venire qui a Bella TV al The Talent Show. Vi ringrazio per l'ospitalità, vi ringrazio di tutto. Io volevo vai. fare dei saluti. Saluto a mia figlia che mi guarda da casa, Come si chiama? mia figlia Chetti, Ciao Chetti, gli mandiamo un bacio anche l'amore noi. della mia vita. E poi saluto a mio marito che sta dietro alle quinte. E salutiamo E pure. poi saluto tutto il mio paese di Biancavilla. Un bacio a tutta Biancavilla. Che è Tutte un le paese persone che molto mi bello. conoscono, tutti Ma gli prima, amici. prima che vai via, ma Biancavilla è perché c'è una villa bianca? Io questo non ho... Tu non gli rispondere quando ti dice questo, non Che gli ne so, rispondi, per que- non gli rispondi, gli dice Mi ciao. fa le domandine a trabocchetto. Sì, lui è così, un giocherellone, un burlone, capito? Ti aspettiamo, torni? Certamente. E allora con ti molto attendiamo. piacere. Con qualche altro brano? Comunque si chiama Biancavilla perché abbiamo anche una bellissima villa. Questo è poco ma Assolutamente. sicuro. Sì. La nostra Sicilia è tutta Saluto bella e ha tutti gli tanti, amici Biancavilla, perché ho lati tanti bellissimi. amici. Si chiama Villa delle Favare. Se non lo sapete andatevi a fare E una prima di chiudere passeggiata. volevo dire una cosa. Io l'ho incominciato a seguire su TikTok grazie ad Andrea Margaio, che saluto, lui già stato con noi. Salutiamo Andrea Margaio e Antonio Margaio. Saluto tutta la famiglia Margaio e Andrea Margaio. Ci associamo. Perché mi ha coinvolto anche lui, lo devo dire. Ma sai cosa? Quando si coinvolge in queste cose belle è ancora più bello. Quindi ben accette questi coinvolgimenti belli. Grazie. Grazie tesoro. Lady Queen, ti aspettiamo ancora una volta qui con noi. Grazie a voi. Ciao Regina! Ciao tesoro. Una buona serata a tutti. Anche a te, Baci. una buona serata. Se tu non mi fai venire Raff, io mi arrabbio. Ti arrabbi davvero? Sì, perché non possiamo andare avanti. Io lo so che lui deve cantare, però, capito? Questo significa tanto. Allora io ti dico una cosa, Raff, signori telespettatori di Bella TV, non è venuto perché? È perché venendo noi da Giarre, io da Fiumefreddo, perché i miei abitano a Fiumefreddo, e lui abita a Giarre, io ho detto Raff, ci dobbiamo dividere diciamo la compiti? benzina che costa 2 euro a 3 euro l'itro. Non vuole contribuire, quindi lo lasciai a piedi, l'ho lasciato a piedi. Si è preso il treno? No, non è venuto perché l'ho lasciato a piedi, perché non mi vuole dare a munita, i fa maritiri. Raff, che ma fa? Scusa, non è che puoi far uscire tutti i soldini a questo ragazzo? No, assolutamente. Ce È l'abbiamo? qui con noi, dai Raff! Ce l'abbiamo allora!
È venuto con la bicicletta. Buonasera a tutti. Pensavo col monopattino. Buonasera, Ciao Mauri. Raff, finalmente sei arrivato. Salutiamo Insomma. Sonny. E Claudio, ciao Claudio, sono qua, sono arrivato. Dove sono i soldi? Stavi già bene, quali soldi? Poi te li do. Vabbè, casomai lui è anche un ottimo pasticcere perché fa panettiere, quindi oltre ad essere un cantautore. Organizziamo, Cucina Raff. Sì, sì. Ci siamo autoinvitati, eh? Il mio vero mestiere è panettiere. Va bene, allora guarda, si avvicina Pasqua, a noi non ce ne frega niente e ci sta bene anche la scacciata di Natale, se vuoi. Con piacere. Va bene, abbiamo impiattato qua. Cosa ci fai ascoltare? Cambiamo. Questa sera Ero come l'America, una canzone che ho scritto un paio d'anni fa. Ritorniamo quindi indietro un po' nel tempo e ce la riascoltiamo. Anni 80, giusto? Sì, il genere sembra gli anni 80, infatti. 20 anni fa non è 2000. Sì. No, questa... No. Non è uscito, se è uscito 20 anni fa, 2000. No, lui ha È detto... ispirata. Ah, ok, Gli va anni bene. 80, gli anni 80. Ok, ma questi sono i generi più belli quelli. Sì, sì, infatti. Andiamo Va bene, ragazzi. lo lasciamo qua. Facciamolo cantare, Ok, dai. salutiamo tutti gli amici da casa. Vai Raff. Ricordo ancora la mia età, tra jazz e dischi Rolling Stone, in discoteca noi a ballar, e questo mai lo scorderò, sempre truccati di corsa, scendi che facciamo tardi, rossetta nella tua borsa, serata piena di sguardi, e quante notte penserò ai nostri tempi e giorni no, perché per me era come l'America, ballavamo sotto i temporali di domenica, pure mezzanotte, pure se nevica, sotto queste luci sembra come se fuori nevica, mentre balli con me e sognavo l'America, ora che tutto sembra diverso, ma era come l'America. E brani disco sull'hi-fi, senza mai un posto dove andare, e tu non lo sapevi mai, cambiavi spesso la borsa, ti lamentavi dei tacchi, jeans e una maglietta rossa, facevi presto a baciarmi, e quante notte penserò ai nostri tempi e giorni no, perché per me era come l'America, ballavamo sotto i temporali di domenica, pure mezzanotte, pure se nevica, sotto queste luci sembra come se fuori nevica, mentre balli con me e sognavo l'America, ora che tutto sembra diverso, ma era come l'America. Oggi la sogniamo ancora come piace a noi, non cambierà mai, e ti giuro anche stavolta con le mani in cielo tu la ballerai. Era come l'America, ballavamo sotto i temporali di domenica, pure mezzanotte, pure se nevica, sotto queste luci sembra come se fuori nevica, mentre balli con me e sognavo l'America, ora che tutto sembra diverso, ma era come l'America. Raff D'Amico, il nostro cantautore bellissimo, ci ha portato indietro con questo brano. Grande, di grande qualche Raff. anno. Grazie Claudio. Allora,
Vediamo tutti quelli che ci Mettiti sono a nel casa. centro. Siete arrivati dalla signora dall'altra Saluto i miei piccolini, i miei figli, Aurora e Ambra. E poi? E la moglie. Ah, Graziella. ecco, bravo. È importante. Hai sbagliato una cosa prima che ti congedo, anzi devi rimanere qua con noi perché tu hai detto io faccio il panettiere e sono un cantautore. No, tu sei un cantautore che ha la passione per, Sì, per fare sì. il Per fare il panettiere. pane. Al contrario. Da piccolino mi piaceva fare DJ e cantare. E comunque questa è una passione che anche se è stata una passione continui a fare perché Sì, ci sono sì. tantissime serate anche quest'estate, si prevede Non una mi fermo stagione mai. estiva C'è una piena. canzone infatti che ho scritto cantautore e scrivo sempre, non mi fermo mai. Ed è così che deve essere. Bello. Raff, ci vediamo in chiusura? Che No, lui rimane qua perché? Perché? Perché abbiamo un suo caro amico. Perché Ah, volevo ok, dire una l'ho cosa. capito adesso chi Volevo c'è. dire una cosa. Quando noi abbiamo ideato con Raff, mettiti al centro. Quando noi abbiamo ideato il The Talent Show, c'era anche questo amico che ora verrà. Che e lui ha sicuramente detto: hanno Claudio, capito. ma perché tu non fai un programma che dà la possibilità anche a tutti gli artisti che non sono mai andati in TV? Avevamo questa mezza idea e l'abbiamo concretizzata, quindi anche lui ci ha dato spunto di questa cosa perché eravamo in una serata karaoke, perché tu fai karaoke, quindi è sempre con noi, ecco. Lo chiamiamo? Sì. Salvo Garozzo, Vai! prego. Il nostro Salvo! Salvo, non l'ho visto fuori. Lui amante di Raff, amante a 360 gradi. Per scatole, vieni! Oh! Aspetta, mi buttassi su, mi hai portato i fiori. Aspetta, mi hai portato i fiori. E non è che si Grazie. film, sì, i film ne devo portare. Scusa, chi li hai portati? Ah, chi li hai portati? Ah, Raff. C'è un amore diverso. Un piccolo pensiero per me. Grazie, ma sei sempre gentile. Dammi un besito, non ti avevo visto prima. Grazie, che pensiero dolcioso. Io pensavo me l'aveva portati a me. Sì, i film ne devo portare, ma Essere donna ha tanti vantaggi. certo. Tantissimi. Comunque lui è un ragazzo Vai. dolcissimo perché a prescindere ogni volta che viene è sempre di un'educazione, voglio farli vedere, aspetta, ecco così li facciamo vedere, guarda che sono belli, è di un'educazione e di un rispetto incredibile, ci vorrebbero più ragazzi così, quello che oggi è stato perso, sempre grazie e gentile. Allora, oggi che cosa avete scogitato? Sembrate un trio tutti e tre, un bellissimo trio. Cosa ci fai ascoltare, No, aspetta, nostro pubblico? sei stato anche tu quindi artefice di questo programma? Ha Insieme raccontato... mi hanno coinvolto loro e come a me piace cantare, mi fa piacere partecipare. Quindi chi insieme vuole a loro. partecipare basta contattare Claudio Sappietro o Raff D'Amico e siamo qua su Radio Bella TV. a divertirci. Allora, cosa avete scelto stasera? Scelto tu o avete scelto tutti in comitiva stavolta? No, lui. Stasera sembra un brano di Raff sotto questo temporale. Questa è bella. Hai visto perché faccio parlare Raff? Questa è bella. Lui canta tutti i brani di Raff D'Amico. Quindi, signore e signori di Bella TV, Salvo Garozzo Grazie. con sotto questo temporale. Vai! Vai, Salvo! Grazie. Il mondo cambia, il nostro amore resta, come il dolore dentro questa stanza, la nostra storia che non sembra vera, il nostro amore che poi ci accompagna e piano piano sempre crescerà, come due fiori dentro ad un giardino che si intrecciano e il loro amore un giorno splenderà. Oggi c'è il sole e tu che bella sei, il tuo sorriso che mi fa sognare, e non è facile poterlo dire, e non è semplice poter spiegare tutto l'amore che mi tengo dentro e che a volte non so dimostrare, ma ti giuro amore, tu sei il vento che mi sfiora, stringimi più forte amore, sotto questo temporale, tra le pagine d'amore, scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada, sotto questo cielo un posto c'è, per chi si ama come me e te, sembra diverso il mondo insieme a te, e non è vero che l'amore è un male, solo perché se sbagli può ferire, solo perché ha paura di volare, ma insieme a te io volo più lontano, mi basta solo tenerti per mano e il mio cuore
batte ancora e ancora e ancora. Stringimi più forte amore sotto questo temporale, tra le pagine d'amore scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada sotto questo cielo un posto c'è per chi si ama come me e te. Per chi si ama come me e te. Sotto questo temporale, stringimi più forte amore, sotto questo temporale, tra le pagine d'amore scritte per poi ricordare che qualunque cosa accada sotto questo cielo un posto c'è per chi si ama come me e te. Grazie. Sempre bravo il nostro Salvo, Grazie, bravo. grazie mille. Grande Salvo! Grazie. Comunque io lo dirò sempre, fai un inedito tuo, fatelo scrivere da Raff, scrivetelo insieme. Passerà Aspetta. tempo ma lo faccio. Aspetta, ma perché? Ok, Raff è un bravo cantautore, per carità. Ovviamente. Ma perché Sonny? Dice qualcosa Sonny? Anche Sonny. Che è un Numero grande uno. autore. Tutti i miei brani sono stati, li abbiamo scritti insieme, tutti arrangiati, sistemati da lui. Se tu vuoi fare un brano, perché tu ascolti molto la musica di Mary Milani, Sì. c'è la mente di Sonny, quindi non mi farà arrabbiare. Mi ha Numero uno preparato alla una regia. bomba nuova, ragazzi. Mi ha preparato una bomba che porta come titolo Bomba atomica, che è una Basta che non scoppia adesso. No, Oh. no. Le bombe atomiche siamo noi donne, questo è il senso della canzone. Ah. Sì, quindi pensaci, perché sei bravo e secondo me è un bel brano, visto che ti piace questo stile lo Passerà potresti lanciare. tempo ma lo faccio. Va bene, ti attendiamo allora. Saluto tutti i miei amici di Calatabbiano, come al solito mi seguono, mamma e papà, e alla prossima puntata. Certo, non devi mancare, tu sei uno dei nostri ospiti fissi. Ovviamente. Vietato mancare, come si suol dire. Grazie, Grande. alla prossima, grazie Grazie, mille, Salvo. grazie. Mi piace, è proprio un ragazzo di quelli, sai, dolcini, bad, di cuore, di sentimenti, di valori. Mi piace. Lo so, però mi fa piace. arrabbiare perché ovviamente c'è Sonny che è un grande cantautore, un autore. Ma facciamolo lavorare. Facciamo sto- un inedito. Tu Caruso avevi bisogno Facciamo di così, la un inedito. cosiddetta spinta, capito? Sì. Dobbiamo fare questo. Lo dobbiamo con lui. fare. Dobbiamo fare una bella spinta. Allora, arrivati a quest'ora della serata, che sono le 20:37, io direi di continuare con la nostra Certo, puntata sì, del sì. talent, anche perché abbiamo altri talenti che si devono venire ad Assolutamente. esibire. E poi devo cantare anche io, ragazzi. Ah sì? Cosa hai preparato stasera? Non te lo posso dire dopo. Perché non me lo vuoi dire? È una sorpresa. Vabbè, quando dici tu. Va bene, a questo punto siamo pronti per chiamare il prossimo ospite, puntata ricca, anzi no, quello è piatto ficco, ricco miccificco. Sì. Quello è piatto, e vabbè, puntata ricca miccificco. La musica. Ci ficca la musica. Sì, brava, esatto. No, non mi farei non dire. suona tanto bene. Non vorrei dire Mi sono qualcosa- incartata da sola. Vabbè, io. niente. Succede sempre. Ascoltiamo musica. Va bene, che è meglio. Puntata ricca, bellissima. Va bene, quindi adesso sono molto curiosa di vedere cosa succederà all'interno di questa puntata. Sì. Il nostro talent, pieno, ricco, micificco. Non me lo sto ricordando chi ci aspetta. Sto pensando. Vai a vedere chi ci sta. Oh! Ma che fai? Scusa, Mamma mia, l'ho dimenticato, ragazzi! perciò fai la trasmissione e non inviti? Mamma mia, l'ho dimenticato, Io, ragazzi! io Loro queste sono dei cose di te non comici! mi aspettavo Simone e proprio, ma Salvo! completamente. Buonasera, ragazzi, scusa. Buonasera a tutti. Perché- Ti faceste buttare a fine seggia? Ma perché le sedie, ragazzi? Buonasera a voi. Cioè, assurdo. Ma faceste fare a C'è donne cacciate. Anche a loro perché non ti hanno dato i soldi della benzina? Ma faceste Queste fare? cose non si fanno, Claudio. Ti fate no a piede, ma faceste fare, sai? È che- l'amico. L'ho è dimenticato, ragazzi! L'ho dimenticato, loro sono dei cabarettisti, dei comici. Simone e Salvo, vi buttaste i seggi da casa. Lo sapete I seggi, perché? ne L'ha voglio. fatto per farvi tenere belli caldi in allenamento. ok, Siamo ok. invitati, soprattutto tu, Claudio. Sai che c'è una serata di questa? Ah, Ora lo vado a Claudio, riproverare io. Andiamo, forza, che ti prego. Sono Ora ti stanco. prendi il cazziatone fuori diretta. Ci hai fatto portare anche le sedie a piedi. Ci possiamo sedere almeno 10 minuti. A me non fanno assettare, a me.
Saluto Paternò nel frattempo perché noi Salutiamo abbiamo fatto Paternò. a vedere fare siamo appena, vedi appena. Claudio. Grazie. Ora ti Grazie. cazzo Grazie. fuori. Subito, rimproverato, Vai. rimproverato. Ai. Mi do l'unipedro. Ciao Paternò. Io sono Simone. Io sono Salvo. Forse. La sera ho paura di andare a letto col buio. La sera ho paura di andare a letto con la luce accesa. Perché lei di sti periodi non fa sconti. Per prendere sonno sono costretto a contare le pecore. Per prendere sonno sono costretto a non contare i soldi che devo alla gente. Con gli aumenti dei prezzi del carburante sono stato costretto a vendere la macchina. Con gli aumenti del prezzo del carburante sono stato costretto a rispolverare l'asino. La mattina quando mi sveglio sento gli uccellini che cantano. Io la mattina quando mi sveglio sento invece i miei vicini che se la cantano e se la suonano. Quando qualcuno mi dice una bugia, mi fermo un attimo a pensare. Quando qualcuno mi dice una bugia mi fermo un attimo a pensare e dico ora dici sta minchiata. Ma Claudio dov'è? Claudio? Claudio, mi sei? Oh, Claudio, non ci fare attendere. Claudio, Che ma allora non abbiamo- da mucciasti. Se non mi passate il microfono. Mary, dove sei? Vieni. Allora, Arrivo, mi ero seduta. intanto Comunque mi io volevo scusare. condivido il secondo pensiero di quando Io qualcuno dice una mi bugia. volevo scusare con i telespettatori perché è stata una mia mancanza. Ho dimenticato che ovviamente loro dovevano venire. Dai, non li ho invitati. Scusate, Ho ma pensato loro che sono sei due perdonato. comici. Lui è Simone, lui è Salvo. Hanno un canale su TikTok, li trovate. Fanno degli sketch, vengono da Paternò, ma in particolare Mary, lui Salvo. È Allora, anche uno scrittore, ha scritto dei libri. Facciamoci un po' più indietro. Se così la regia magari mi manda la locandina, adesso cerchiamo hai scritto di dei capire. libri? Diversi? Mi diletto, è una passione che ho al di là, oltre a quella della recitazione, della comicità. Questo è stato il mio primo libro, l'ho scritto nel 2016. Ok. Nomofobia, no mobile fobia. La paura di rimanere senza connessione, senza smartphone, senza telefonino, una cosa che succede un po' a tutti quanti. Edito dalla casa editrice Chimeric, è un saggio così umoristico e anche sarcastico in alcuni punti per appunto descrivere tutta la nostra quotidianità col telefonino che è diventata, come dico sempre, la scatola nera della nostra vita. Condivido. Poi c'è stato un Grazie. secondo libro? Sempre con la casa editrice Chimeric, Masnada, pubblicato nel 2017. Questo qua è un romanzo noir ambientato praticamente a Roma, frutto di fantasia, sia l'ambientazione che i personaggi. Racconta la scalata al potere di Saverio Argenti, per tutti soprannominato nell'ambiente malavitoso Ersenese. Quindi non è altro che un memoriale in cui questo personaggio, tra l'altro, parla dal carcere, Ok. e quindi lui Guarda davanti così ti vedono? praticamente, questo è un memoriale che scriverà dal carcere e ripercorrerà praticamente tutta la sua escalation criminale dai primi giorni fino a poi alla fine. Poi Ed c'è è un- il secondo, sì. Poi c'è un terzo? Poi ho fatto un terzo libro, Che invece si 2019, intitola- lo puoi vedere anche lì. Il panda che mangiava il bambù. Questo lo abbiamo prodotto con la Booksprint Edizioni. E in pratica è una narrativa piacevole per chi ama una lettura veloce, una lettura celere. In pratica è la storia di Lorenzo Cattaneo, un giornalista milanese che ha dei problemi con la propria famiglia, con sua moglie, è precario anche nel proprio posto di lavoro, per cui è sempre in affanno, no? Sempre alla ricerca di una conferma dal punto di vista lavorativo. Ci sarà poi un caso di cronaca giudiziaria che lo metterà alla prova sia come professionista sia come uomo. Dove li possono acquistare velocemente? Certo. Allora, come ho appena detto, Masnada e Nomofobia tramite la casa editrice Chimeric.
mentre il Panda che mangiava il bambù con la Book Sprint Edizioni. Se qualcuno lo volesse acquistare questi libri col canale, diciamo, delle case editrici. Altrimenti a livello online la grande distribuzione Feltrinelli piuttosto che Amazon, piuttosto che IBS. Ok. Insomma, possono trovarlo, basta Facilmente scrivere il titolo. reperibili, sì. C'è in programmazione il quarto libro? Sono quasi alla fine. Non ti chiediamo niente, ma Allora, sono sicura che sarà una. Li congediamo, però passo la parola a Simone. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? Ecco. Sì, saluto la mia famiglia, gli amici e chi che ci ha seguito da casa, che comunque È presente con noi. Non I fisicamente. seggi sui soldi. e potti dilli, però portali, no? Ci sti buttare i seggi a sti carusi. Mi ha ringraziato, siamo venuti siamo venuti a piedi. A perché piedi. non Quindi c'è- ora ve le torno. Fatevi accompagnare subito, Certo. Ci dai 5 euro per il gasolio, per favore. E la cena ne offre. No, cercali a Raff, dai 5 euro a Salvo e a Simone, dai. Bravi, qualcosa. Ciao, ragazzi. Grazie, buonasera a tutti. Ciao buonasera. ragazzi, ma dico, come fai a dimenticarti di questi ragazzi? Anche le sedie si sono dovuti portare, ma quello me ne combini tutti i colori. Vabbè, non oso immaginare. Comunque simpatici, Sì, molto sì, simpatici, sì. carini. È bello anche la storia dei libri. Non è facile scrivere dei libri del genere. No, assolutamente, Bravi, anche perché complimenti. varia come genere. Sì, mi piace. Andiamo col prossimo cantante? Sono pronta. Questa un volta talento. abbiamo il cantante, non ti sei dimenticato più a nessuno. No, Ok. non mi sono dimenticato nessuno. Infatti io prima stavo pensando, abbiamo temporeggiato perché non ricordavo, ho detto ma chi c'è, perché mi ero dimenticato di loro. Complimenti. C'è una voce femminile, Bene. lei viene da Mascali, si chiama Carla Trovato. Vai Carla! Aspetta Carla, adesso vai. Vai Carla! Buonasera a tutti, buonasera, ben arrivata anche a te Carla. Grazie. Allora, è la prima volta che vieni, È giusto? la prima volta che vengo qui. Un Emozionata pure tu? pochino. Dai, quella ci sta. Cosa ci fai sentire? Io stasera faccio ascoltare un pezzo di Diodato, Fai rumore. Bella. Bellissimo. Devo fare bravo. rumore allora. Sì, lo E vogliamo lo vogliamo sentire. ascoltare, ok? Vabbè, Sei pronta? vai. Vai Carla, il pubblico di Bella TV è tutto tuo, dal piccolo schermo del canale 96, vai! Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso e tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so, non devi farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio è naturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore qui che non lo posso sopportare, questo silenzio è naturale tra me e te.
ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare, questo silenzio è naturale e non ne voglio fare a meno oramai di quel bellissimo rumore che Complimenti Carla, bravissima. Brano meraviglioso, interpretato benissimo. Grazie mille. Allora, prima che tu saluti, volevo svelare questa cosa. Io ho scoperto, io l'ho sentita cantare, ho visto che aveva un talento, ma ho scoperto che era una mia compagna di scuola, primo superiore. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni. Che bella questa cosa, il destino certe volte fa giri assurdi per poi ritrovarsi. Come Infatti Claudio mi aveva riconosciuta, io no, ti ricordi di me? Sì, Quando perché andavamo a magari scuola? io Io gli ho detto, Claudio, ma chi sei? No, pure io, io se vengo non mi ricordo di nessuno. Tanti, vabbè, ma ero Memoria anche più visiva cicciottello io zero. prima. Memoria Quindi visiva. per questo non si ricordava, era un po'. Si cambia nella vita. Comunque, bravissima Carla, Grazie. complimenti. Vuoi fare qualche saluto? Io volevo salutare a tutti quelli che mi stanno seguendo da casa e niente. Ci rivediamo presto. Ci rivediamo, Ti grazie. aspettiamo, va bene? Ciao, Carla. Grazie. Ciao. Allora, siamo quasi in chiusura. Adesso vai. Sì, che state facendo? Mi avete chiuso Claudio? Prova? Ok, ora ci siamo, forse a batteria. Sì, pensava di aver chiuso l'altro e ha chiuso questo. No, vabbè, ma Sonny, Rimettiti mi raccomando, al mix. gli devi scrivere la canzone a salvo, ok? Ecco, va bene. Allora, adesso abbiamo un'altra artista che conosciamo perché è venuta parecchie volte qui su Bella. Sì, è un duetto. Chiamiamo Auri. Facciamo un applauso. Ciao Auri, buonasera. Allora, Auri, Ben arrivata. abbiamo detto un duetto. Tu intanto lei viene da Giarre, ormai si può dire che è un ospite perché ha inediti e quant'altro. Mi avevi detto che dovevi venire insieme a qualcun altro. Cioè, ma sei da sola? Chi è sto cantante? È una sorpresa, non si può dire, mi spiace. Come non si può dire? Ah, bella questa cosa. È il tipo stay tuned, stiamo arrivando. Vogliamo svelare tutto dopo, quindi lo scopriremo durante. Esatto. Allora che non lo so. Qual è la canzone? Almeno qual è la canzone? Lo possiamo... Non si può dire? Neanche quello si può dire. Fai partire la base, Sonny, facciamo sta cosa. Segreto, tutto vai, segreto. vai. Tutto segreto oggi. Auri, prego. Siamo caduti più in basso come le cascate, cercando di prendere il volo sopra queste case. Ho visto in amore persone un po' troppo sfacciate, ferirsi lasciandosi le ali spezzate. Dimmelo te se ti piace, ma si spezza la corda, ci resta poco o nulla, ma siamo ancora a galla, chissà perché. Siamo la prima volta, quella che non si scorda, quel bacio con la lingua che fa paura. Scendo tra 24 ore, cerco per strada l'amore, aspetto 1 su 1.000.000. Te lo ricordi? Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi, cadono in 1000 pezzi di una storia sola. Dove andremo poi? Se corriamo a fari spenti, non siamo più gli stessi, non sappiamo ancora fare a meno di parole che quando si scandano lasciano il segno. Corrono sopra i 300, in mezzo alle strade del centro. Non saremo mai quello che tu ti aspetti, ora nei fallimenti, solo diamanti grezzi. Penso davvero che forse scappare non è poi volare. Ti devi accettare, cercare il perfetto dentro quest'inferno ti rende più solo. Questo non lo accetto, che forse davvero bisogna volare, poi prendere il volo senza più pensare che poi per amare bisogna lasciare dietro le paure che ti fanno male. Vola, non pensare al vuoto, apri le porte ad un cuore che è solo cerca bellezza nel buono, spezza le regole come fosse un tuono. Sono la luce di chi vuole avermi, tengo più cuore di quanto ti aspetti. Diamanti grezzi con 1000 difetti, ma nelle mani del giusto perfetto. Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi, cadono in 1000 pezzi di una storia sola. Dove andremo poi? Se corriamo a fari spenti, non siamo più gli stessi, non sappiamo ancora fare a meno di parole che quando si scandano lasciano il segno.
diamo tutto, l'amore è una sala slot. Vi gioco tutto, da quando non ricordi più. Cosa siamo noi? Solo diamanti grezzi, cadono in 1000 pezzi di una storia sola. Dove andremo poi? Se corriamo a fari spenti, non siamo più gli stessi, non sappiamo ancora fare a meno di parole che quando si scandano lasciano il segno. Corrono sopra il 300, in mezzo alle strade del centro. Non saremo mai quello che tu ti aspetti. Ora nei fallimenti, solo diamanti grezzi. E grazie. Mera, l'abbiamo scoperto! Che bella questa sì, cover, ragazzi, complimenti! Abbiamo fatto un altro boom su Bella Radio. Bravi, a noi ci piacciono queste cose quando arrivano, complimenti, davvero bello, Grazie. mi è piaciuto anche È stata una un'improvvisata settimana di super lavoro, Bellissimo. Perché questo progetto l'avevo in mente e ai tempi ne parlai con Claudio per dirgli: Claudio, sai, ho st'idea, voglio farla con Auri. Cerca di stabilire il contatto così magari ci mettiamo al lavoro. Dici, Claudio. alza il dito perché vuole parlare, da Vai, bravo Claudio, ragazzo. Allora, volevo dire una cosa. Tu hai detto tante cose belle, che volevi fare questo duetto con Auri, però poi avete fatto il duetto e vammucciastu, cioè vi siete nascosti. Ma era una sorpresa! Quindi, ok, va bene, bravo, prima io ti cerco la cantante e poi tu t'ammucci. Prima ti cerco la cantante. Claudio, però devi capire una cosa, cioè io dovevo nascondermi perché allora parte di questo lavoro è anche l'intrattenimento al pubblico a casa. Giusto, bravo Perché bisogna fare un doppio lavoro, è importante che noi facciamo la nostra figura, ma soprattutto che il pubblico a casa gradisca, quindi è la cosa fondamentale. È bellissimo questo brano, avete fatto questo. Che c'hai tu ancora? Forse devi dire qualcosa. Cosa vuoi dire? Auri, vuoi salutare Ecco. qualcuno per caso? Non lo so, hai parlato poco, tu canti ma non parli tanto assai. Certo, vabbè, mi esprimo tramite il canto, no? Giusto. No, va bene, voglio ringraziare tutti e voglio ringraziare anche i miei genitori e il mio fidanzato che sono dietro le quinte. Perfetto. Io anche ho dei ringraziamenti da fare, ringrazio anch'io la mia fidanzata dietro le quinte e oltre a questo ringrazio la mia famiglia e 2 persone speciali che questa sera sono connesse, tra cui mia nonna e mia zia, la sorella di mia nonna. Gli mandiamo un bacione, che bella questa Le cosa. salutiamo Le da casa. salutiamo. Vi aspettiamo come sempre, ragazzi, complimenti. Saremo certamente qui, Ole me. porteremo sempre freschezza. In conclusione devi raccontare che è successo stamattina al bar Questa mattina c'è stato un giro di propaganda del signor Claudio Salpietro che si è presentato all'inizio mattina nel mio bar e ha letteralmente diffuso l'annuncio che questa sera ci sarebbe stata la puntata su Bella. Ho detto non facciamo caffè, signora, lei Tu che sa la pigliare un caffè. diffusione di Bella Radio la devi fare sempre. Ma certo. Posso dirti una cosa, Mary? Lo Sì. potete assumere perché ha fatto una diffusione plateale. Ma la deve fare sempre lui sta diffusione. Ma sempre, certo. Ma ti porta a lavorare qua, guarda te io che faccio. E mo. chi lo sa, chi lo Me lo sa. porto a lavorare qua, guarda, tra Bella Radio e Antenna 1 un fico di qualche parte. Da qualche parte lo mettiamo. E così ce l'abbiamo sempre qua. Complimenti ragazzi, Grazie, siete Auri. stati fantastici. Grazie, voglio bene. Ci vediamo Allora presto. noi salutiamo tutta Bella Radio e tutto il pubblico a casa e ci vediamo presto. Ciao! Grazie. Allora, prima di andare in chiusura, Cla, perché siamo ai saluti, Sì. voglio ringraziare ancora una volta gli sponsor, se Gli sei sponsor, d'accordo sì. con me. Sì. Quindi iniziamo subito dalla Sonny, macelleria che mandami gli abbiamo sponsor. le specialità di carne, ragazzi, preparati, numeri 1 che potete trovare. Pronto Carni, la tua macelleria di fiducia che si trova in via Principe di Piemonte 172-174 Fiumefreddo di Sicilia, dove ci sono preparati, carne di cavallo, carne anche la nostrane, scottona. eccetera eccetera, un po' di tutto, Tantissimi ok? preparati. Formaggi tipici, va bene? Andiamo con Bruviatur. Dove se volete organizzare il vostro viaggio, ma non solo, in questo periodo loro sono i primati, hanno anzi delle offerte speciali che non trovate da nessuna parte per quanto riguarda... Per quanto riguarda, no, stavo pensando una cosa che mi sono diciamo dimenticato, dopo. una cosa dietro le quinte. Allora, in poche parole, loro stanno organizzando il Gran Premio di Monte Carlo, dove c'è un pacchetto completo. Abbiamo mandato il video dove c'è la tribuna Z, dove loro ovviamente, come si vede, no? La visuale. Esatto. E poi non solo, Monte Carlo, Monza, Barcellona, vendono anche solo i biglietti. Esatto, se avete in mente di andare proprio a vedere il Giro di Monte Carlo di Barcellona, qualsiasi cosa, rivolgetevi
rivolgetevi a loro perché hanno delle tariffe davvero premium che non trovate da nessuna parte. Possono organizzare dal viaggio all'assistenza, chi vi accompagna, chi vi viene a prendere, non ci sono dubbi. Voi vi prenotate solo il viaggio e poi vi rilassate. Bruvia Tour a Fiorefreddo di Sicilia, quindi c'è anche su TikTok, Instagram, su Facebook e Instagram. Facebook Gioacchino Brunetto o Bruvia Tour. Perfetto. Comunque eventualmente, siccome è anche un amico mio, se mi contattate vi posso girare il contatto con piacere. Va bene, siamo arrivati in chiusura. Sì. Questa sera non mi canti nulla? E allora infatti io prima, perché quando tu hai mandato lo sponsor ho dimenticato una cosa. Vediamo. Ho dimenticato Vai, una l'ho cosa. capito, non ti preoccupare, ci penso io, vai. Meno male che c'è qua il mio amico Olem, la sciarpa del Catania. Ci piace. Come dobbiamo fare con Claudio? A momenti Oggi- ci lascia la testa dietro le quinte. Oggi sei dimenticato quei ragazzi a sciarpa, però questo è bellissimo. Ci sono dei problemi. Bravo Olem, grazie. Io vi risaluto. Grazie, Ciao, Olem. Ciao, e Ciao Olem. sempre a tua disposizione, Claudio. Lo Mi sai. sono bloccato perché senza sciarpa, vi spiego, io sono un tifoso del Catania. Lo sappiamo bene. In conclusione volevo chiederti cosa pensi dell'esonero di Toscano con Viali. Allora, ti dico semplicemente che sicuramente gran parte dei tifosi volevano un gesto del genere. C'è la tifoseria che si divide in due gruppi, chi è d'accordo, chi invece pensa che comunque doveva finire quello che stava succedendo. Quello che succederà non possiamo giudicarlo adesso, anche perché ancora 4 giorni di allenamento ha fatto, c'è stata la prima partita, lo scopriremo dopo. Esatto. Voglio dirti una cosa, o Viale o Toscano, che basta che andiamo in Serie B. Ai playoff Io ho ci fatto un andiamo. inno che si chiama Il mio Catania. Vi ricordo l'appuntamento sotto il cielo rosso-azzurro lunedì, venerdì. Dalle 19 alle 20. Bravo, mandami una canzone, vai! Al mio Catania, il mio inno. Vai! Ciao! Sei venuta ad ammirare il Catania, se sei qui devi soltanto tifare, non restartene da sola a cucchiare, ti potresti far male. Rosso-azzurri, colori da mare, tutti gli altri sono quelli da odiare, 30.000 allo stadio a tifare, il Catania nel cuore, forza Catania, forza Catania, forza Catania, leale, ale. Dai ragazzi, con quest'inno al Catania, del resto sappi, ritorneremo presto in Serie A. Se sei nato e cresciuto a Catania, cosa c'entra mai la Juve o il Milan? Se sei qui devi tifare Catania, solamente Catania. Il Catania è la squadra da amare, il liotro